Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Esplode la tensione per la crisi idrica, i sindaci dell'Ennese occupano la protezione civile a Palermo. A Caltanissetta nuovo stop alla distribuzione dell'acqua. La Cassazione annulla la sospensione dai pubblici uffici per l'ex vicepresidente della Regione San Martino. Ora dovrà pronunciarsi un'altra sezione del Tribunale del riesame di Catania. La gigantesca operazione della Questura di Catania contro la pirateria audiovisiva svela il meccanismo redditizio dello streaming illegale. Gli utenti sono consapevoli, ma alimentano il mercato. Numeri impressionanti sulla dipendenza dal gioco d'azzardo in provincia di Messina. Per arginare il fenomeno si muove l'azienda sanitaria con associazioni del terzo settore. Catania, il sacrario dei caduti, non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Impietoso l'esito del sopralluogo effettuato dal Ministero della Difesa dopo che un nostro servizio aveva documentato lo scempio. La Sicilia è la prima regione d'Italia per crescita economica. Il dato emerge dallo studio della Svimez, che assegna all'isola il primato per il secondo anno consecutivo. Black Friday anche in Sicilia, molti approfittano degli sconti per anticipare i regali di Natale. Al primo posto gli acquisti di elettronica, trascurato l'abbigliamento. Calcio, il Catania, dopo la pesante sconfitta in Coppa con il Trapani, vuole rifarsi in campionato. Al Massimino arriva la Cavese e Toscano cerca i 3 punti. Ben trovati, esplode dunque la tensione per la crisi idrica. Alcuni sindaci dell'Ennese hanno occupato la protezione civile a Palermo, puntando il dito contro il capo regionale Cocina. La rissa verbale con toni molto accesi. Marco Gullà. Parole grosse e tensione alle stelle questa mattina tra il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina e il deputato del PD Fabio Venezia. Il deputato, insieme ai sindaci di Troina, Cerami, Gaiano e Nicosia, si è presentato e incatenato simbolicamente nella sede del Dipartimento della Protezione Civile a Palermo, dove si sono recati per chiedere risposte alla crisi idrica che sta colpendo i comuni dell'Ennese. I toni si sono accesi quando Cocina ha appellato come scenografici i sindaci. Scenografico sei tu! Scenografico sei tu! Rispondete di comunicazione! Vergogna! Come ti permetti di dire che sei scenografico? Come ti permetti di dire che sei scenografico? Come ti permetti? Non rispondete! È vergognoso! Scenografico! Tu non hai rispetto! Tu non hai rispetto! Tu non hai rispetto! I sindaci presenti e il deputato Venezia denunciano che in una settimana sono fuoriusciti oltre 120.000 metri cubi d'acqua dalla diga Ancipa, ma che solamente tra i 20 e i 25.000 sono arrivati nelle case dei cittadini. La situazione è piuttosto grave, ha detto il capo della protezione civile Cocina, perché si susseguono guasti a guasti che si stanno riparando. In questo momento l'alternativa non c'è. E anche a Caltanissetta, già provata da mesi di emergenza idrica, le cose non vanno meglio. C'è un nuovo stop alla distribuzione idrica proprio per alcuni lavori alla stessa diga Ancipa di cui parlavamo prima. Rita Cinardi. Fontane vuote e rubinetti a secco sono diventati l'emblema di una città che ormai da mesi vive una crisi idrica senza precedenti. E come se non bastasse, per i nisseni arriva un nuovo stop alla distribuzione idrica che provocherà un nuovo ed estenuante allungamento dei turni finora mantenuti sui 6 giorni. Siciliacque ha infatti comunicato l'ennesima interruzione per eseguire una riparazione urgente al fine di eliminare una perdita all'interno dell'acquedotto Ancipa, ma proprio qualche giorno fa, sempre Siciliacque aveva comunicato il distacco di alcuni comuni, compresi Caltanissetta e San Cataldo, dalla diga Ancipa e l'alimentazione mediante i pozzi. E proprio per questo l'ex sindaco Roberto Gambino, oggi consigliere comunale e vicepresidente nazionale dell'Anci, non si capacita di questo nuovo stop. Io mi chiedo, se noi non riceviamo più acqua da Ancipa da una settimana, come mai incide sulla città di Caltanissetta e sulla città di San Cataldo l'interruzione dell'acquedotto Ancipa? Me lo dovrebbero spiegare, o ci arriva ancora l'acqua dall'Ancipa o sta succedendo qualcosa di strano. Vorrei anche capirlo, anche per i miei concittadini che saltando oggi il turno ci saranno zone che arriveranno anche a 10 giorni.
È di ieri intanto la notizia che il governo regionale avrebbe deciso di definanziare la diga Blufi, progettata 60 anni fa per alimentare Caltanissetta e San Cataldo, è una delle opere rimaste incompiute che andranno incontro a demolizione, ma per l'ex sindaco Gambino occorre trovare alternative valide. La prolungata assenza di piogge infatti fa temere per l'approvvigionamento idrico per il territorio di Caltanissetta, ormai provato da una situazione di continua emergenza. In Consiglio Comunale abbiamo approvato una delibera all'unanimità, sia opposizione che maggioranza, per suggerire alla Regione di fare delle trivellazioni suborizzontali sotto Monte dei Cervi, quindi in prossimità del potabilizzatore Blufi, perché da là, dagli studi cartografici dell'Università di Geologia di Palermo, si verifica che ci sono circa 200 litri al secondo da andare a prendere. Voltiamo pagina a colpo di scena nell'inchiesta Pandora. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sospensione dai pubblici uffici per l'ex vicepresidente della Regione San Martino. Sulla posizione del politico leghista dovrà pronunciarsi adesso un'altra sezione del Tribunale del Riesame di Catania. Manlio Viola. No alla sospensione dai pubblici uffici per Luca San Martino, l'ormai ex vicepresidente leghista della regione siciliana, che proprio in virtù di quella sospensione si è dovuto dimettere dall'incarico. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che era stato emanato dal Tribunale su richiesta della Procura e confermato dal Tribunale della Libertà. San Martino è coinvolto nell'inchiesta Pandora, nell'ambito della quale è accusato di corruzione, un'accusa che ha sempre respinto. Il ricorso presentato ad agosto dall'avvocato Carmelo Peluso contestava la decisione del Tribunale della Libertà che il 16 luglio aveva confermato la sospensione di un anno disposta dal GIP. La Cassazione ha disposto adesso una nuova analisi dei fatti e rinviato il caso a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Catania, che dovrà nuovamente valutare la posizione di San Martino. L'ex vicepresidente della regione nel frattempo è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà a marzo. L'inchiesta Pandora vede coinvolti 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. San Martino, in base all'accusa, deve rispondere soltanto di 2 episodi di corruzione. Al centro dell'inchiesta ci sono le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015 vinte dall'ex sindaco Santi Rando, tuttora detenuto con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. La mastodontica operazione della Questura di Catania contro la pirateria audiovisiva, ne parlavamo ieri, ha svelato un meccanismo redditizio nello streaming illegale. Cioè gli utenti sono consapevoli, ma alimentano un mercato illegittimo. Luca Ciliberti. L'operazione contro la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Questura di Catania e condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale, è stata mastodontica per numeri e uomini impegnati. Ha battuto il segnale televisivo illegale che raggiungeva oltre 22 milioni di utenti che a costi esigui potevano vedere le principali piattaforme di contenuti on demand, dallo sport al cinema. Ma guai a pensare che il fenomeno sia stato risolto. Non può escludersi ovviamente, e questo emerge anche dalle indagini che ricordo sono in corso, l'utilizzo anche di altre piattaforme minoritarie, meno evolute. Ricavi per oltre 10 volte rispetto alla spesa, tutto convertito in criptovalute per sfuggire ai controlli. Il sistema piramidale si basa su capi gestori e proprietari della piattaforma. I primi ricavano dai 6 ai 7 euro per ogni abbonamento pirata, i secondi, di fatto gli sviluppatori dei software, spesso pirati informatici, vengono pagati profumatamente per il loro lavoro. Poi ci sono gli amministratori e i vendor, la rete che distribuisce segnali attraverso banali chat anonime di messaggistica istantanea. I canali Telegram sono solo un esempio. Ci siamo fermati ai capi e agli amministratori di questa piattaforma. Non siamo al momento per così dire scesi a un livello più basso che quello dei rivenditori, per capirci. Sconfortante invece il dato che riguarda i consumatori. Il 42% degli utenti di Pay TV fa uso di pirateria, l'80% sa che è un reato ma non desiste. Chi fruisce di un sistema illegale di diffusione di palinsesti coperti dal diritto d'autore va incontro a sanzioni amministrative e alcune volte anche penali. Insomma, la lotta alla pirateria audiovisiva è destinata a continuare. Numeri impressionanti sulla dipendenza dal gioco d'azzardo arrivano dalla provincia di Messina, una delle prime in Italia per volume di denaro speso. Della necessità di arginare la ludopatia si occupa l'azienda sanitaria provinciale in collaborazione con associazioni del terzo settore. Francesco Triolo.
Quanto è grave questo fenomeno sul territorio di Messina? Enorme. Messina è una delle città d'Italia dove si gioca di più. Patti è il secondo comune in Italia per mole di gioco online. Si parla di cifre l'anno scorso online si è giocato 148 miliardi. Vi rendete conto che è una mole enorme di denaro? È come se ogni messinese avesse giocato 3.400 euro circa l'anno. Le parole del dottor Domenico Incorvaia del Centro di Solidarietà Faro danno l'idea di un fenomeno che è diventato preoccupante, enorme, come l'ha definito lui stesso. Il gioco d'azzardo, il gioco online, due facce della stessa medaglia, quello della ludopatia, un fenomeno che non conosce età o classi sociali, una dipendenza ancora più preoccupante di quella da sostanze, hanno detto, perché travolge tutti, dal giocatore ludopatico alla famiglia, e allora l'obiettivo è uno. Di contrastare un fenomeno che devasta contesti familiari, sociali, comunitari. Il rischio infatti è quello che da questo fenomeno poi possono scaturire anche reati come l'estorsione, la microcriminalità, l'usura. Così a Messina l'ASP, con il Dipartimento di Salute Mentale ed una serie di associazioni del terzo settore, hanno deciso di raccogliere le denunce, gli allarmi, il grido di disperazione di tante famiglie. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ci si potrà recare nei locali dell'ASP a Messina, Sant'Agata Militello, Milazzo e Santa Teresa per rivolgersi ad uno sportello che offre assistenza, ascolto, promuove iniziative di prevenzione e sostegno per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Catania, il Sacrario dei Caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. È impietoso l'esito del sopralluogo effettuato dal Ministero della Difesa dopo che un nostro servizio aveva documentato lo scempio. Riscontrate gravi criticità. Tonino De Mana. Una lampada votiva tenuta dal cavo elettrico penzolante, prese volanti e non a norma, grosse lastre di marmo che si staccano per l'umidità. Il Sacrario dei Caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Questo l'esito del sopralluogo del Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa, effettuato all'interno della chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania. È impietoso il report di Onor Caduti, così viene chiamata la speciale commissione che nel corso della visita ispettiva ha riscontrato numerose criticità. Centinaia le fotografie che certificano uno stato di abbandono intollerabile, emerso anche durante un nostro recente servizio TG che documentava lo scempio offendendo la memoria dei caduti e dei familiari. Metro dopo metro, la Commissione ha preso atto di una situazione indecorosa e pericolosa, dall'alto e dal basso. E la mente torna al 2 novembre scorso, quando in una veloce cerimonia in cui è stata deposta una corona d'alloro, il picchetto d'onore, formato da 6 militari, è stato fermo proprio sotto la lampada pericolante. E scendono in campo le associazioni combattentistiche della provincia di Catania. Purtroppo questo succede perché le istituzioni hanno altre cose per la testa. A loro sì, i caduti interessano, ma solo come storia. Per il resto poi non sono mai presenti. La cosa mi piange il cuore sapere che tanta gente si è sacrificata per questo tipo di Italia. Questo che il Sacrario rischia di chiudere, certo, è anche un dolore per tutti i parenti, per tutti, insomma, che non possono entrare, non possono vedere, perché effettivamente il Sacrario è molto fatiscente. Eppure lei il 2 novembre è rimasto fuori dal Sacrario. Il fatto che ci hanno un po' quasi scostati, allontanati, mi pare che quello dovrebbe essere un presagio per quello che penso che speriamo che non avvenga. Il Ministero della Difesa ha già informato il Comune di Catania, da cui dipende la sicurezza del Sacrario disastrato. La nuova pista ciclabile realizzata a Catania in via Cristoforo Colombo divide l'opinione pubblica. Infastiditi soprattutto i commercianti in difficoltà con il carico e lo scarico delle merci. Simona Mazzone. Ciclabile sì, ciclabile no. Questo è il dilemma se si parla dell'opera di via Cristoforo Colombo a Catania. Ciclisti e monopattinisti non sembrano assidui frequentatori. In circa un'ora abbiamo incontrato soltanto lui. Ci voleva almeno qua. Questa zona ci voleva proprio.
Più critici gli esercenti della zona che hanno difficoltà nel carico e scarico merci. Solo per dar spazio a chi si vuole fare una passeggiata, quindi io vorrei dire togliere il pale a chi ne ha diritto per farsi una semplice passeggiata, ma anche no. Per me è improponibile. Questo commerciante, voce fuori dal coro, invece approva. Se non ci fosse stata la pista ciclabile, la strada sarebbe stata piena di macchine posteggiate, macchine abbandonate, vetri rotti, persone che vengono e posteggiano in maniera non corretta per andare in pescheria. E se manifesta al microfono di non avere difficoltà, pochi minuti dopo ecco il carico merci davanti alla sua attività, rigorosamente sul marciapiede. Anche i cittadini trovano bizzarra la pista così realizzata. Hanno sbagliato i tecnici. Dove ci sono le discese, via Retusa, via Stella Polare, via del Principe, via Madonna Assunta, devono mettere i tubi che devono andare a mare, nel porto, perché là si combina una piscina. Catania deve essere una città green comparata al resto d'Italia, ma devono esserci le condizioni. C'è anche da ragionare su come vengono impiegati questi fondi, perché questi per esempio sono stati utilizzati per realizzare appunto la ciclabile 3 milioni di euro per il patto per Catania. Quindi volevamo capire l'amministrazione se quando sfrutta questi fondi e pianifica lo fa con uno studio approfondito di quelle che sono le condizioni della viabilità in città oppure no. Intanto ogni tipo di mezzo, esclusi quelli realmente autorizzati, campeggia sulla pista ciclabile. Nonostante tutto, la Sicilia è la prima regione d'Italia per crescita economica. È un dato che emerge dallo studio della Svimez. La Svimez è l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno e la Svimez assegna alla nostra isola questo primato per il secondo anno consecutivo. Cresce anche l'occupazione, ma quanto aumento degli occupati, la Sicilia è seconda alla Puglia. Maglio Viola. Non solo diminuisce il disavanzo nei conti pubblici, ma per il secondo anno consecutivo la Sicilia è la regione che cresce di più in Italia. Difficile da credere, ma i dati Svimez sull'andamento dell'economia italiana nel 2023 lo confermano. La nostra isola non è più la Cenerentola d'Italia in fatto di crescita. E così, quando il 2024 volge al termine, apprendiamo che per lo scorso anno all'isola aspetta il primato per crescita economica, con un PIL in rialzo del 2,2%. La Sicilia è addirittura davanti al Veneto, che segna una crescita dell'1,6%. Naturalmente le regioni del nord-est restano avanti in termini assoluti, ma la crescita diminuisce di poco più di mezzo punto percentuale il divario. Anche in termini di crescita dell'occupazione tra il 2019 e il 2023 la Sicilia si piazza sul podio con il 5,2% in più, condividendo con la Liguria il secondo gradino proprio del podio, solo superata dalla Puglia col 6,2%. A trainare l'occupazione è stato il settore delle costruzioni, che cresce del 48,1%, seguito da industria, servizi e agricoltura. Soddisfazione per il presidente della regione Renato Schifani, per il quale si tratta di un'inversione di tendenza che non è casuale, ma frutto del duro lavoro delle politiche liberali che sono state messe in campo proprio dal governo regionale, con una maggiore capacità di investire nelle infrastrutture e nei settori strategici per rilanciare l'economia. Questi dati però non ci devono fare abbassare la guardia, dice ancora Schifani, su alcuni ambiti in particolare, ovvero l'emigrazione giovanile. Quello che Schifani non dice è che si tratta di un risultato che potrebbe essere messo a rischio dalle voci di stop alla decontribuzione a sud, che se arrivasse davvero da Roma rappresenterebbe una frenata soprattutto ai dati occupazionali. Black Friday anche in Sicilia, molti approfittano degli sconti per anticipare i regali di Natale. Al primo posto sono gli acquisti di elettronica e non va bene invece il settore dell'abbigliamento, anche per le temperature piuttosto anomale in questo periodo. Veronica Barbarino. È tempo di Black Friday anche in Sicilia. La data ufficiale è venerdì 29 novembre, ma in realtà sconti e promozioni sono attivi già da tutta la settimana in corso. Secondo un sondaggio di Confcommercio, al primo posto degli acquisti l'elettronica, con smartphone, smartwatch, televisori ed elettrodomestici, poi l'abbigliamento, gli accessori e le calzature, infine prodotti alimentari, cosmetici e profumi. Ad approfittare dell'iniziativa sono principalmente le donne e gli adulti sotto i 50 anni e 1 su 3 sfrutta questa occasione per anticipare gli acquisti di Natale risparmiando. Gli acquisti nella regione salgono al 62% rispetto al 58% del 2023, ma restano sotto il 67,2% del dato italiano.
Il budget medio delle famiglie siciliane è di 200 euro contro i 261 della media nazionale. La corsa allo sconto a 3 settimane dal Natale non prescinde di attuare accorgimenti per evitare insidie e truffe ed evidenzia un'assenza di regolamentazione normativa che determina delle distorsioni per gli operatori dei vari settori. La Black Friday senza regole chiare crea distorsioni, soprattutto per i negozi di abbigliamento che faticano a pianificare, penalizzati anche dai cambiamenti climatici e dai margini di profitto sempre più ridotti. Palermo, una turista bresciana perde il portafoglio con 600 euro a Ballarò. 2 commercianti della città la rintracciano su Facebook e glielo portano direttamente in albergo, un gesto molto apprezzabile anche per l'immagine della Sicilia. Marco Gullà. In vacanza a Palermo decide di pranzare nel cuore del mercato Ballarò. Per una turista bresciana però quello che doveva essere un momento di serenità e spensieratezza si trasforma in un incubo. Smarrisce il borsello con dentro i soldi, 600 euro, documenti e carte di credito. No, non finisce come state pensando, perché a ritrovare il borsello sono 2 commercianti di Ballarò che fanno di tutto per rintracciare la turista e consegnarle il portafoglio con il denaro. Innanzitutto la mia non è stata un gesto fatto per scopo di lucro o per evidenziare magari i ristoratori, no, è stata una cosa di solidarietà che noi nel quartiere ne facciamo tanti. E volevo precisare una cosa, che il portafoglio è stato, la signora l'ha smarrito nel locale di fronte, l'altro ragazzo che non aveva modo per utilizzare Facebook, io gli ho chiesto di darmi la patente e fare questa ricerca a 360 gradi. L'altro ragazzo è lui, Mimmo, un gesto da libro cuore. Abbiamo restituito la sera il portafoglio. La signora cosa vi ha detto? Ci ha ringraziato, tuttora siamo rimasti amici su WhatsApp e ci ha ringraziato. La turista racconta cosa è successo in un post su Facebook. Bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone, sottolinea la donna bresciana. Se questo portafoglio veniva trovato in Viale Strasburgo, magari si faceva notizia, ma non così rumore. Oggi sta facendo rumore perché a Ballarò si parla di crack, si parla di chip, si parla di droga e magari uno che fa un gesto che per me è stato normalissimo come è stato fatto da Mimmo, siamo diventati eroi della città. Complimenti ai nostri commercianti di Ballarò. Adesso al via Frutec, l'Expo della ortofrutta e agricoltura. È una vetrina per produttori ed esperti del settore tra innovazione e tradizione e si svolge alla Sicilia Fiera di Mister Bianco fino a domenica. Giusy Lazzara. La politica agricola comune e le innovazioni nelle filiere ortofrutticole. Si coltivano progetti e opportunità per un'agricoltura che guarda al futuro. Benvenuti al Frutec, l'Expo dell'ortofrutta che apre i battenti a Sicilia Fiera di Mister Bianco. E oggi l'agricoltura in Sicilia è uno dei punti più importanti, dei punti cardini, perché la Sicilia è una regione a vocazione agricola e quindi riesce ad esprimere non solo nella parte nazionale ma anche nella parte internazionale un grande successo. Espositori e curiosità del mondo agricolo che adesso possono confrontarsi e presentare i loro prodotti. Sono state riunite qui le competenze più diversificate nell'ambito dell'agricoltura e soprattutto dell'ortofrutticoltura nazionale affinché possano portare le innovazioni tecnologiche e non solo che possono essere trasferite direttamente al mondo della produzione e al mondo della commercializzazione. I pomodori sotto le teche e tanti altri prodotti che rappresentano l'eccellenza delle produzioni regionali per dare un segnale di vitalità nonostante le difficoltà che incontra il settore. Sostenibilità è la parola chiave per il comparto agricolo nonostante i cambiamenti climatici. La siccità e i nubifragi impongono nuovi limiti alla produzione, influenzando anche la biodiversità. Fra i temi affrontati nelle tavole tematiche anche la formazione per preparare nuove generazioni all'utilizzo di tecnologie e alla sostenibilità in agricoltura. È il momento della nostra breve pausa, tra poco per il calcio, il Catania che prepara la sfida con la Cavese, obiettivo riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia. State con noi, vi aspettiamo.
Riprendiamo con il calcio. Dopo la debacle con il Trapani, che ancora fa discutere, il Catania si concentra sul prossimo avversario in campionato. Al Massimino sabato arriva la Cavese e servono i 3 punti. Marco Carli. La concentrazione del Catania è tutta sulla Cavese, anche se in città, nei commenti e sui social, tiene ancora banco il crollo col Trapani, non tanto per il risultato che era messo nelle previsioni già dal momento delle convocazioni e delle scelte tese a privilegiare il campionato, ma per la modalità, oltre che per la pesantezza del risultato. Sicuramente magari potevamo limitare un po' qualche errore, però penso che comunque, a prescindere dal risultato, secondo me alcune cose sono state fatte bene, con coraggio, con l'atteggiamento giusto. Poi purtroppo il risultato è pesante, lo sappiamo, non ci fa piacere, però penso faccia parte comunque del percorso che abbiamo intrapreso. Dopo il 5-0 mal digerito giustamente dalla piazza, testa dunque il prossimo avversario al campionato. Non si può fare altro. La Cavese non avrà Vitale, squalificato. Il Catania invece ritrova Lunetta e confida di avere a disposizione Guglielmotti. In campionati rossazzurri, nonostante la lunga lista di infortunati, hanno ripreso a marciare. 4 punti con Trapani e Avellino, che confermano come gli etnei si trovino meglio con squadre che cercano il gioco. La Cavese sarà più chiusa al Massimino e si affiderà alle ripartenze. Il Catania vuole però sfruttare il fattore campo e risalire qualche posizione in classifica. Sì, è una partita molto importante per noi, perché comunque adesso mancano solo 3 giornate alla fine del girone di andata e si chiuderà comunque l'anno con la prima di ritorno, e puntiamo e dobbiamo far bene e fare soprattutto punti, perché sono partite importanti. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.